Carissimi telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornati con noi, un momento di approfondimento in collaborazione con l'FNP CISL del Veneto. I temi gira, mescola, passa il tempo, eccetera, tornano ad essere sempre i medesimi ed è veramente tragico perché vuol dire che nulla, o quasi, in questo caso qua, nulla è stato fatto e allora bisogna accelerare assolutamente le tempistiche, non si può ancora aspettare. Con Vanna Giantin, segretaria generale FNP del Veneto, ben ritornata qui con noi puntualmente, ribattiamo il punto. Allora, segretaria, quello che le chiedo è questo, una legge quadro nazionale sulla non autosufficienza, una riforma che separi le voci di previdenza e di assistenza dei bilanci dell'INPS. Quanto tempo è che lo continuate a chiedere in tutti i modi e sembra che sia lettera morta? Con questo nuovo governo c'è stato uno spiraglio, un'apertura, avete avuto modo di interagire, interloquire, lanciare un amo? Allora no, perché il governo non è ancora costituito, siamo ancora nelle fasi preliminari, però noi stiamo lanciando un appello che dice fate presto perché è vero che sono temi annosi, però finalmente con il governo decaduto erano partite le due commissioni previste dalle leggi, una sulla non autosufficienza e l'altra sulla separazione della spesa previdenziale da quella assistenziale, che finalmente doveva fare chiarezza anche in previsione di quello che era l'intervento dei recovery plan. Allora, sulla non autosufficienza, noi abbiamo visto che tra l'altro tutta la partita del Covid e la situazione delle sanità territoriali hanno messo in forte evidenza che cos'è questa problematica dei non autosufficienti. Ricordo che in Italia abbiamo 2,5 milioni di non autosufficienti che percepiscono 1.900.000 indennità di accompagnamento e abbiamo 288.000 assistiti nei presidi socioassistenziali sanitari. Qual è il problema? Che se uno è non autosufficiente deve avere a disposizione molti soldi per potersi fare assistenza. A domicilio una assistente familiare costa 1.450 euro, ma se uno è totalmente non autosufficiente una non basta. Le rette delle case di riposo vanno da 1.800 euro quando c'è l'intervento della regione a 3.000 euro quando non c'è l'intervento della regione. È chiaro che a questi livelli molti sono in condizioni di non potersi curare o non potersi fare assistere e soprattutto c'è un problema sociale che sta diventando drammatico. Quindi noi diciamo fate presto, fate subito una legge sulla non autosufficienza che sia adeguatamente finanziata in modo di dare la possibilità a questa gente di essere assistita, e questa richiesta però va inserita in un necessario ripianamento e riconsiderazione di che cos'è l'assistenza territoriale, l'assistenza sociosanitaria territoriale anche nella nostra regione. Assolutamente. L'altro problema vero è che le pensioni che hanno i pensionati, è vero che i non autosufficienti non sono solo pensionati, ma è vero che in Veneto su 1.270.000 pensionati ne abbiamo solo 20.000 che hanno pensioni superiori ai 3.000 euro, che quindi potrebbero pagare la retta di una casa di riposo intera. Quindi diventa un problema grosso avere pensioni adeguate anche per potersi assistere qualora si diventi non autosufficienti. Tenendo conto che poi le famiglie non è che versino tutte in situazioni fantastiche e di agio, anzi molte si appoggiano poi alla pensione dell'anziano per poter andare avanti. Non solo, ma teniamo conto che col Covid, tra le perdite di lavoro, tra quelli che sono stati messi in cassa integrazione e quindi sono assistiti,
quindi finché non riparte l'economia e non riparte la piena occupazione, anche le famiglie non sono in grado di contribuire al costo di una persona in casa di riposo. Anzi, molte volte siamo al contrario, avrebbero bisogno loro di aiuto da parte degli anziani per poter tirare a fine mese. Assolutamente. Ma quant'è che incidono poi sostanzialmente le pensioni a livello generale sul nostro PIL? Ecco, l'altra commissione su cui noi facciamo, diciamo, fate presto, è la famosa e annosa problema della separazione tra previdenza e assistenza. Anche qui era partita la commissione che era prevista dalla legge ancora da 2 anni fa e non era mai partita. E perché continuiamo a insistere che bisogna far presto? Perché in Italia si dice che il costo della previdenza incide sul PIL per il 16,6%. Questi sono dati ufficiali della relazione del presidente dell'INPS. Poi si dice che togliendo l'invalidità andiamo al 16,1%, se però togliamo le cosiddette voci assistenziali, questa incidenza sul PIL scende al 12,7%. Però quando si fanno i confronti internazionali o quando si fanno le elaborazioni legislative non si tiene in conto del 12,7%, ci dice che la previdenza e quindi il costo per pensioni porta via dal PIL quasi il 17%. Se teniamo poi conto che sulle pensioni italiane vengono prelevati oltre 50 miliardi all'anno di tasse che ritornano al fisco, questa incidenza scende all'11 e qualcosa per cento. Quindi siamo perfettamente in linea con gli altri paesi europei. Infatti vediamo il grafico. Ma si continui a dire che la spesa previdenziale in Italia sul PIL incide per il 17%, significa sostanzialmente che veniamo penalizzati su tutte le operazioni da fare sulle pensioni perché si dice che il costo è troppo alto. In questa tabella, tra l'altro, vediamo la tassazione sulle pensioni dei vari paesi europei. Noi siamo quelli più alti, al 20,5% media, c'è la Spagna che ci sta a ruota col 19%, ma se poi vediamo gli altri paesi, Regno Unito, Olanda, Germania, Francia, sono tra il 7 e l'8,5%. È chiaro che a questi punti il valore della pensione italiana viene indebolita rispetto agli altri paesi proprio per un prelievo fiscale che è eccessivamente alto. Per questo l'altro problema che stiamo ponendo è una riforma fiscale che dia risposte oltre che ai lavoratori dipendenti anche ai pensionati. Ecco, c'è chi obietta a questo discorso che sia un giro di cassa, che quindi sostanzialmente dice no, non è che vengono tolti soldi in tasse dalle pensioni, ma è semplicemente un giro di cassa, ma a questo punto sarebbe meglio dire il netto è questo, fatevi una ragione, giro o non giro, questo è il netto che vi diamo. No? Ma non è solo un problema di giro di cassa, è che ovviamente siccome questi dati sono quelli che poi si confrontano a livello europeo per dire dove si mettono anche i soldi futuri dei recovery plan, il problema è che se noi non facciamo chiarezza su queste voci salterà fuori ancora una volta, come è successo in passato, che si pesca dalle pensioni, quindi i pensionati diventano il bancomat per dire che i pensionati hanno le pensioni troppo alte, che i pensionati usano una parte eccessiva del PIL, quando che questo non è vero. E teniamo conto tra l'altro che le pensioni italiane da 10 anni non vengono rivalutate, cioè tutto il costo vita che è aumentato in questo decennio, i pensionati non hanno avuto un euro di rivalutazione. Assolutamente. Ecco, lei prima accennava il discorso, prima di passare poi all'altra questione grossa che è quella dei vaccini, alla questione delle case di riposo, della non autosufficienza, però bisogna dire che in questo momento è emerso più che mai che le strutture residenziali non sono adatte più alle esigenze effettive dei pazienti. Si tratta di questioni sociosanitarie ma anche di persone che hanno diverse esigenze, insomma. Poi si è manifestata adesso la pandemia. Allora, il Ministro del Lavoro, della Sanità Speranza ha messo a lavoro una commissione il cui presidente è il Monsignor Paglia, che praticamente viene
dal mondo cattolico, diciamo così, e stanno discutendo su una grossa trasformazione di che cosa sono le case di riposo, perché ovviamente questa pandemia ha messo in luce tutte le negatività che ci sono in queste strutture, sia in termini di assistenza, sia in termini di costi, sia in termini di tutela sanitaria, e quindi questo ci ha messo a nudo quello che noi denunciavamo anche prima, ma questo ha messo a nudo tutte le negatività che ci sono su queste strutture. Quindi sono convinti tutti, anche la Regione Veneto, che bisogna modificare ovviamente queste strutture perché così non reggono più e soprattutto non sono adeguate a dare agli anziani e ai non autosufficienti un tenore di vita decente. Ora, il problema è che a livello regionale si aspetta di vedere che cosa fa il nazionale. Il nazionale non si capisce che tempi ha, tranne una dichiarazione. Tutti dicono che devono essere riformate, si parla di strutture più piccole a misura di persone, però il problema è che non vorremmo che con le buone intenzioni per altri 10 anni non si parlasse più di riforma, per esempio nel Veneto, delle IPAB. L'altro elemento è che queste strutture che hanno comunque un grosso impegno anche sanitario, perché le persone ricoverate hanno patologie, hanno bisogno di assistenza eccetera, non possono essere scollegate da quello che è il sistema sociosanitario territoriale, devono entrare per forza su tutta l'organizzazione sociosanitaria territoriale, non possono essere qualcosa di distaccato. Che cosa succede adesso per le persone che sono in casa di riposo? Che appena si malano, hanno la patologia, vengono scaricate sugli ospedali, perché all'interno di queste strutture e nella organizzazione di queste strutture l'assistenza sanitaria è fortemente limitata. Allora queste cose devono essere modificate. Ma ci vuole anche una residenzialità diversa, una forma di residenzialità diversa, adatta anche ai nuovi tipi di anziani, che non sono tutti uguali. Diciamo che bisogna creare una distinzione netta tra gli anziani autosufficienti e gli anziani non autosufficienti. Che non possono stare insieme. Attualmente cosa succede? Che gli anziani autosufficienti tentano di vivere il più possibile a casa loro e spesso vivono da soli, con tutte le problematiche di un anziano che vive da solo, mentre nelle case di riposo ci sono solo gli anziani non autosufficienti con tutte le problematiche che ci vanno dietro. Infatti. Lì bisogna fare delle grosse riflessioni perché effettivamente... E delle grosse modifiche, ma anche di prezzi. È una struttura che il Covid ha messo in evidenza che non può reggere così per gli anni futuri. Poi c'è anche la figura del caregiver, ovvero del familiare che si prende carico di questa persona anziana e che sono molte volte donne, lasciano il lavoro e non hanno neanche prospettive future di pensione per loro, di sostegno, per cui vivono con la pensione dell'anziano e poi cosa succederà? E poi cosa succederà è un altro dei problemi che noi stiamo ponendo da parecchio tempo, perché il caregiver dovrebbe essere assicurato come è assicurata una badante, perché tra l'altro svolge le funzioni della badante. Però attenzione, su questo c'è un altro problema. Tenere l'anziano a casa bisogna avere anche una struttura abitativa che ti permette di tenere l'anziano a casa. In molte situazioni non è possibile tenere l'anziano a casa, vuoi per spazi dovuti alle abitazioni che sono piccole eccetera, vuoi per la patologia che l'anziano ha, che spesso deve essere assistito costantemente anche sotto l'aspetto sanitario. Diciamo che in questo momento ci sono anche delle organizzazioni che vengono dai distretti di assistenza a domicilio che in qualche maniera danno un grosso aiuto.
aiuto, però non sempre è sufficiente, soprattutto bisogna tener conto di quali patologie ha l'anziano. Ma per questo diciamo che il tutto va coordinato in una revisione del sistema sociosanitario territoriale che nelle varie componenti deve tener conto di una riorganizzazione che dia risposta alle patologie che abbiamo oggi. Del resto, se viviamo di più, se veniamo curati di più, dobbiamo anche capire che cosa poi mettiamo in atto per garantire un fine vita che sia decente sostanzialmente. Assolutamente. Vivere di più se si fosse vaccinati per tempo, no? Tra l'altro. E qui arriviamo alle vaccinazioni. Allora, noi siamo usciti ieri con un comunicato stampa congiunto CGIL-CISL-UIL praticamente chiedendo alla Regione che non è possibile che si parta con la vaccinazione agli ottantenni e poi si faccia una classe di età per ogni settimana per arrivare poi ai novantenni o agli ultri novantenni. Cosa significa questo? Che se mettiamo una classe di età ogni settimana, vediamocela anche la slide, con i nati nel 41, il 22 con i nati nel 42, eccetera, significa che gli ultra novantenni li andiamo a vaccinare praticamente a giugno-luglio. Allora, gli ultra novantenni in Veneto praticamente rappresentano rispetto a quelli che si sono ammalati di Covid solo il 3%. Però hanno il 28% della mortalità e quindi è chiaro che secondo noi bisognava fare la rovescia, partire dai più anziani in assoluto e poi arrivare agli ottantenni. Non siamo riusciti a capire il perché di questa scelta della Regione, perché le indicazioni che arrivano dall'Istituto Superiore di Sanità parla di vaccinazione delle persone fragili e degli ultra ottantenni. Questa scala fatta dalla Regione così non va bene. Allora, noi abbiamo già chiesto alla Regione di poterla cambiare, ma soprattutto quando si va su con l'età si sa che il numero delle persone diminuiscono. Quindi non è necessario tenere una classe di età per ogni settimana. Vediamo la slide successiva, infatti quello che sta dicendo che illustra bene, eccola qua, stiamo vedendo. Esatto. Quindi se noi andiamo avanti con questa classifica, vedete che gli 83 anni cominciano a essere vaccinati dal 15 di marzo. Poi gli 84 anni saranno praticamente dal 22 di marzo e andando avanti di questo passo vuol dire che gli ultra novantenni vanno a fine giugno, non è possibile perché hanno praticamente un tasso di mortalità molto alto che è del 28%. Allora bisogna trovare le condizioni perché soprattutto quelli delle classi di età più alte in qualche maniera vengano vaccinati per primi. Questa è la protesta che abbiamo fatto con la Regione, abbiamo chiesto di modificare il calendario, fino adesso non c'è risposta, ma noi continuiamo, insistiamo. No, ma poi tra l'altro noi restiamo convinti che in questo momento, soprattutto con tutte le variabili che stanno uscendo, adesso si parla di una diffusione della variabile inglese, sì. La vaccinazione è l'unica strada per salvare la vita soprattutto alle persone più anziane. Quindi per questo diciamo anche alla Regione Veneto fate presto. Assolutamente, e comunque bisogna tener conto che c'è anche un altro problema, che ci sono persone, come diceva lei, novantenni, ma possono essere anche ottantenni, da soli, che non possono muoversi da casa. È stato fatto un piano per fare qualcosa a domicilio, per raggiungere a domicilio? Allora, noi sappiamo che le lettere che stanno arrivando a casa degli ottantenni, ma stanno già arrivando anche quelle per gli 81-82, praticamente cosa dicono? Indicano alla persona che vive a casa, a domicilio, anche se vive da sola, il luogo e l'ora dove devono andare a vaccinarsi. Nei nostri paesi qui prevalentemente sono i palazzetti dello sport, perché sono praticamente ampie strutture dove si può creare lo stanziamento, eccetera. E quindi si dice tu devi venire il giorno X, allora X lì.
Questo non risolve il problema, perché? Perché ovviamente molte persone non hanno macchina, perché non c'è un palazzetto dello sport in ogni paese. Infatti, il quartiere anche. Un amico stamattina che vive a Mira, che a suo fratello che ha 81 anni gli stanno indicando di andare al palazzetto dello sport di Dolo. Allora, se questo ha un figlio, un fratello, un amico, un vicino che lo accompagna è un discorso, ma non tutti hanno ancora la patente o la possibilità di andarci da soli. Allora, qual è il problema? Noi abbiamo posto alla Regione questo problema. La risposta è stata, se non si presentano la prima volta, gli facciamo un'altra chiamata una seconda volta, ma non risolve il problema. Allora, ci vuole un piano per capire come eventualmente si interviene con le vaccinazioni a domicilio, che vale per i non autosufficienti che non possono muoversi da casa, ma vale anche per gli autosufficienti che non hanno mezzo per spostarsi da un luogo all'altro per andarsi a vaccinare. Su questa cosa la Regione non ha dato una risposta, ma neanche sul sito della Regione c'è un calendario che dica come intendono sostanzialmente intervenire a domicilio. Intervengono con le USCA, intervengono con i medici di famiglia. Infatti, i medici di questo famiglia. Non è dato sapere. Allora, anche qui noi continuiamo a insistere perché siamo convinti che le persone che soprattutto vivono da sole, ma anche quelle che hanno patologie a domicilio, sono quelle che vanno vaccinate per prime. Cioè, se noi vogliamo creare una situazione di difesa, dobbiamo partire da quelli che hanno più possibilità di essere ammalati. Sì, assolutamente, no, ma anche perché si creano delle ansie, dei patemi incredibili. Dovrebbe essere comunque il medico di medicina generale che segue e che ha in mano tutta la situazione della persona, almeno, no? Allora, per quello che noi sappiamo, le lettere stanno arrivando dalle ASL, che probabilmente hanno i calendari forniti dall'archivio sostanzialmente, perché tutti noi abbiamo una tessera sanitaria. Sostanzialmente, qual è il problema? Il problema è che, per dirle, noi stiamo ricevendo telefonate in continuazione di gente che ci dice: io ho 85 anni, perché vi vaccinano quello di 80 e non noi che ne abbiamo 85? Allora, perché la gente non ha capito questo discorso del innalzamento alla rovescia, sostanzialmente. Si parte da quelli che hanno meno anni per andare poi successivamente a quelli che ne hanno di più. Però il problema vero è un altro, è che accanto a questo non c'è chiarezza. Stamattina mi telefonava una signora e mi diceva: io non ho la patente, io non ho la macchina e io non sono in grado di andare dove mi hanno indicato di andare. Come faccio? Come faccio? Allora, anche qui non è stata data un'indicazione che dica: chiama il medico di famiglia, chiama la ASL, chiama chi vuoi, per segnalare che tu non sei in grado di andarci e per farti dire quale alternativa ti danno. Questa cosa non è stata detta dalla Regione, ma non è stata detta neanche dalle singole ASL, perché poi possiamo anche pensare che ogni ASL si organizza in maniera diversa, perché magari hanno i distretti, hanno le USCA, hanno questo, hanno quello, però sarebbe opportuno che facessero chiarezza perché la gente sappia come si deve comportare. Assolutamente, cioè questo è fondamentale. Allora, siamo arrivati al termine. Chiedo dalla regia se ci mettono l'ultima slide, il meglio deve ancora venire, perché c'è la campagna di tesseramento per il 2021 per avere dei servizi, assistenza, possibilità di telefonare, trovare qualcuno alle sedi dell'FNP CISL, che magari dopo, chissà, che i sindacati siano ridotti, devono mettersi loro ad accompagnare i propri iscritti non autosufficienti a vaccinarsi. Noi speriamo che le nostre associazioni che fanno assistenza tipo l'Anteas eccetera si mettano anche a disposizione, siccome sono già diciamo, organizzati per accompagnare gli anziani all'ospedale quando devono fare esami eccetera. Io spero che si mettano a disposizione anche per accompagnare gli anziani a fare il vaccino. Però non può essere un'iniziativa lasciata così, dovrebbe essere organizzata con gli enti locali, con le ASL, con i
stretti, perché la gente ha il diritto di sapere. Poi è chiaro che negli anziani in questo momento c'è una sorta di paura. La paura di saltare il giorno della vaccinazione che poi non glielo fanno più, la paura di non poterci andare che poi non glielo fanno più, quindi noi dobbiamo in qualche maniera rassicurarli. Certo. Noi continuiamo a fare la nostra campagna di informazione, ovviamente. Sotto certi aspetti dico che siamo fortunati perché gli anziani nella stragrande maggioranza ricercano la possibilità del vaccino, hanno capito che il vaccino è quello che sostanzialmente gli dà più sicurezza e più possibilità di evitare la contaminazione o di diventare il Covid, però è vera una cosa che noi dobbiamo metterli in condizione di vivere questa cosa con serenità e non con patemi d'animo, e soprattutto dargli la tranquillità che possono arrivarci senza esclusione. Perfetto. Noi continuiamo con la nostra campagna Vacciniamo gli anziani del Veneto e quindi siamo a disposizione anche per le chiamate informative per chi ha problemi di noi. Assolutamente. La campagna tesseramento noi la lanciamo, sappiamo che noi, diciamo che il tesseramento non serve solo così, perché comunque essere iscritti all'FNP CISL, dietro la tessera c'è una serie di assicurazioni, di garanzie, eccetera, di cui il pensionato può godere. Grazie Viviana Gentili, segretaria generale FNP del Veneto, noi la ringraziamo, le auguriamo ancora buon lavoro, so che è indaffaratissima. A voi telespettatori, grazie come sempre di averci seguito e ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie. Grazie a voi e arrivederci. Arrivederci.